Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Ma io non vorrei aggiungere troppe cose a quello che abbiamo visto, perché alla fine anche la scelta stilistica che è stata individuata da me e Carlo era quello di fare un passo indietro. Non c'è una nostra voce, non ci si vede, abbiamo lasciato semplicemente questi ragazzi giovanissimi, peraltro li abbiamo affidate le loro storie dal primo momento, a quando hanno deciso di partire dall'Africa, da vari paesi dell'Africa, attraverso una traversata terribile del deserto. Mi raccontavano, non tutto quello che ci hanno raccontato è entrato nel documentario, ma quando tu sali in un pick-up dove ci stanno 7, 8, 10 persone con 2-3 litri d'acqua per molti giorni, capite che la traversata non è soltanto una traversata nel deserto, è una traversata dove devi scegliere se vivere o morire. Spesso muori perché cadi dai pick-up e non ti aspetta nessuno, non ti aspettano i trafficanti, e tant'è vero che nel deserto spesso trovi gli scheletri di ragazzi e ragazze meno fortunate che sono purtroppo cadute, e nessuno si è preoccupato di raccoglierli o di aspettarli. Perché non sono esseri umani. Per i trafficanti, una volta che hanno preso $1.000-2.000 e li hanno intascati, poi quei corpi sono nient'altro che cose. Fino all'imbuto, a quell'imbuto terribile che si chiama Libia. Roberto ne ha fatto un accenno. Io non voglio parlare di politica, parlerò invece di giornalismo, perché io mi vergogno molto di appartenere, chi mi conosce, sono abbastanza critico nei confronti della mia categoria. Purtroppo questo è un paese in cui bisogna avere la tessera per fare questa professione, bisogna essere iscritti a un ordine, ma io penso che l'ordine dei giornalisti, soprattutto in rapporto a un fenomeno come quello delle migrazioni, è una vergogna, è totalmente inadeguato, poi vedremo perché. E comunque poi c'è l'imbuto della Libia, dove tutti finiscono. Anche qui molte cose non sono entrate perché dal punto di vista etico era bene che non entrassero. Abbiamo semplicemente raccontato alcune cose, però io prima di queste interviste abbiamo incontrato donne e uomini, tutti hanno subito violenze nei centri di detenzione o nelle carceri o nei campi in Libia, tutti, e tutti portano i segni nello spirito o nel corpo, tutti, uomini e donne, violenze sessuali, percosse, violenze di ogni tipo, vengono vendute, le donne come schiave, gli uomini vengono picchiati, non ce n'è uno, personalmente io non ho incontrato uno, ma poi magari potrà anche lei, che ha avuto un'esperienza, potrà dire la stessa cosa. Tutti quelli che sono partiti dalla Libia hanno subito violenze, e quindi quando tu incontri per la prima volta un ragazzo, una ragazza, una donna, un uomo che hanno attraversato prima il deserto e poi hanno attraversato questo specchio di mare che noi chiamiamo Mare Nostrum, ma di Nostrum sembra veramente che ce ne sia rimasto poco, arrivano qui degli uomini e delle donne che sono profondamente segnate. Quindi capite che dal punto di vista umano e giornalistico poi è molto difficile anche poter trovare la giusta distanza, quella che si dice la giusta distanza tra colui che raccoglie una storia e colui o colei che la racconta. Non voglio aggiungere di più, perché quello che avete visto è sufficiente. Abbiamo visto i ragazzi dalla partenza fino allo sbarco, fino all'arrivo nei centri di accoglienza. Avete visto che all'inizio tutti non parlano neanche una parola di italiano. Qualcuno che magari è già stato qui, magari sì, qualcuno lo parla, soprattutto in alcuni paesi dove l'influenza italiana è maggiore. Però poi al di là della prima accoglienza, della primissima accoglienza che funziona molto bene, poi ci sono, come ricordava anche prima Roberto, è più faticoso la seconda accoglienza e tutti i processi di integrazione. Quello è il vero problema,
e lì ci sono grandi buchi dal punto di vista normativo, dal punto di vista politico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, dal punto di vista giornalistico. Però ci sono anche percorsi che funzionano, e quindi abbiamo visto anche dei buoni esempi di integrazione, ragazzi che incominciano a lavorare, ragazzi che imparano la lingua, ragazzi che studiano, che si diplomano. Ecco, noi abbiamo voluto raccontare con uno stile abbastanza asciutto, abbiamo voluto raccontare questo percorso che dovrebbe essere un percorso ottimale. E lo abbiamo fatto appunto incontrando questi ragazzi. Che cosa vi voglio dire oggi? Oggi si parla di fascismo, si parla di xenofobia e si parla di razzismo. Giustamente questi termini vogliono dire tutto e niente. Che cos'è il razzismo? Che cos'è la xenofobia? Che cos'è il fascismo? Ecco, io penso che al di là del fascismo, che è un concetto abbastanza definito, e Umberto ne ha spiegato le origini e la genesi dal punto di vista storico, e abbiamo poi individuato anche cosa sono i nuovi fascismi, io penso che invece c'è una grande responsabilità da parte della mia categoria dell'informazione nell'alimentare la paura. Ecco, alimentare la paura nei confronti del diverso. Noi abbiamo paura perché non conosciamo il diverso, noi abbiamo paura perché il diverso è il cattivo, è il nero, colui che porta malattie, colui che genera terrore. Non è così, certo. E qui vengo al fascismo dell'informazione, questo sì lo posso dire. Abbiamo degli esempi che sono poco deontologici, fuori da qualunque norma. L'attacco di Parigi a Charlie Hebdo, bastardi islamici. Nessun provvedimento è stato preso nei confronti di un giornale che considera l'Islam, tutto l'Islam, al pari dei terroristi. Che è una grande fesseria. Chi come me si è occupato e si occupa di terrorismo, anche perché in Siria ci sono andato durante la guerra e mi occupo ogni giorno di terrorismo, le principali vittime dell'ISIS sono i musulmani. La maggior parte delle vittime dell'ISIS numericamente sono i musulmani. Allora, questo titolo di Libero significa che tu stai semplicemente utilizzando una notizia drammatica, che è l'attentato di Charlie Hebdo, che ha delle cause ben precise e lontane, che riguardano il ruolo dell'Occidente in Medio Oriente, il ruolo della politica estera europea in quei contesti, che riguardano i finanziamenti alle sigle jihadiste, al terrorismo salafita, al terrorismo wahhabita, all'Al-Qaeda, ma non voglio arrivare molto lontano. Però noi stiamo dicendo che tutti gli islamici sono bastardi, e questo chi lo fa? Lo fa un giornale. Davanti a questo titolo non c'è stato nessun provvedimento dell'ordine dei giornalisti, benché ci sia una carta, che è la Carta di Roma, che impone ai giornalisti grande cautela quando si ha a che fare col fenomeno delle migrazioni. E qui cosa significa? Significa che tu hai approfittato di un fatto criminale per dire che tutti gli islamici sono dei terroristi. Quindi quando vengono qui i migranti di fede islamica, quando noi incontriamo un cittadino di fede islamica, c'è la suggestione generata da alcuni giornali che i migranti di fede islamica sono tutti bastardi e quindi terroristi. Capite che questo è fascismo? Questa è una forma di fascismo. Questo è un modo per orientare l'opinione pubblica verso la paura, verso la discriminazione nei confronti di una religione. Tant'è vero che lo stesso libro dice: questo è l'Islam, il giorno dopo, cioè il terrorista, che guardate anche la superficialità e anche l'ignoranza. Il terrorista che uccide il famoso poliziotto parigino
è un terrorista che uccide un poliziotto che era musulmano. Quindi qui c'è l'Islam che uccide, secondo Libero, ma non c'è l'Islam che subisce, cioè l'Islam che viene ucciso, perché non interessa ai miei colleghi giornalisti, questo è veramente carta igienica, scusate, non interessa ai miei colleghi giornalisti che ovviamente si preoccupano non di fare informazione, ma si preoccupano di fare politica e di farla nel peggiore dei modi, non si preoccupano delle conseguenze di ciò che scrivono, ma non soltanto non si preoccupano, le vogliono generare quelle conseguenze, vogliono creare il panico, creare la paura, e la paura colpisce sempre i poveracci, i diversi, i migranti, quelli che arrivano dall'altra sponda del Mediterraneo. Tasse giù, questo è il giornale, tasse giù ma solo agli immigrati. È una notizia falsa, ovviamente falsa, però questa notizia per i lettori, il giornale, per i lettori del giornale e per una parte politica, per una parte di quell'elettorato, è pane, è acqua. Ci si nutre di queste cose perché è palesemente falso. A una prima lettura una persona di media intelligenza capisce che è una castroneria, I miei colleghi, i giornalisti continuano senza che nessuno intervenga, continuano con titoli di questo tipo. Fermiamo gli immigrati islamici, riesplode il terrorismo, servono misure di emergenza, sempre l'Islam. E poi di questi giorni, è fantastico, vi ricordate la bambina morta di malaria? Ci sono due titoli terribili, per fortuna qui l'ordine dei giornalisti non ha potuto chiudere gli occhi, perché chiaramente davanti a dei titoli di questo genere non si potevano chiudere gli occhi. Dopo la miseria portano le malattie. Chi? I migranti. Ecco la malaria degli immigrati. Allora, è vero che c'è la politica, la cattiva politica, come diceva Roberto, ma c'è il cattivo giornalismo. C'è il cattivo giornalismo che dovrebbe informare, e per chi è cresciuto con l'idea che il giornalismo dovrebbe, oltre che informare, dovrebbe orientare l'opinione pubblica verso buoni principi, buone pratiche, dovrebbe anche educare l'informazione. E l'informazione non fa nulla di tutto questo. Prima ho citato la Carta di Roma, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi a Cagliari in un convegno dell'ordine. La Carta di Roma nacque, insomma, è un codice, diciamo un piccolo codice, sono delle piccole regolette che noi giornalisti dobbiamo osservare quando parliamo di migranti. Poi migranti non significa niente, perché appunto poi la Carta di Roma ha allegato anche un piccolo glossario in cui si spiega chi sono i migranti, chi sono i rifugiati, chi sono i richiedenti asilo. Insomma è una piccola bussola che ci serve per dare delle informazioni corrette, perché ovviamente il lettore ha diritto di avere delle informazioni. Questa Carta di Roma nacque dopo la strage di Erba, quando una coppia uccise dei vicini, un massacro terribile, e vi ricordate che fu accusato un ragazzo tunisino. I giornali ovviamente non aspettavano altro, hanno trovato lo straniero cattivo che ha fatto anche uso di stupefacenti, che spacciava anche, è veramente, come dire, perfetto, è lui il massacratore. E lì nei giorni successivi tutta la stampa ovviamente ci è andata a nozze, perché è semplice ovviamente attaccare lo straniero, attaccare il diverso. Va benissimo, perché noi non accettiamo mai che invece il mostro si può nascondere proprio a fianco a casa nostra e magari ha semplicemente una carta d'identità italiana. Sapete bene, poi invece per puro caso si scoprì che quel cittadino non si trovava in quella casa, non si trovava neanche a Erba, ma si trovava in Africa, e venne ovviamente scagionato.
Però si disse subito dopo, però era un tossicodipendente, però spacciava, però che? Quindi, qual è la notizia? La notizia è che lui non c'entrava assolutamente nulla con quel fatto. Come gli stupri. C'è la caccia, adesso tutti gli stranieri sono stupratori. E ovviamente se un cittadino straniero stupra una donna, il nero stupra la donna, il musulmano stupra la donna, l'africano stupra la donna. Vi siete mai preoccupati? Qualcuno sa, li conosce i dati delle violenze sessuali sulle donne in Italia? La maggior parte degli stupri e delle violenze sessuali in Italia vengono commesse da padri, fratelli, fidanzati, mariti, italiani con passaporto italiano. Per caso il giornale O Libero dice italiano stupra ragazza? O cagliaritano stupra ragazza? Come se insomma nuorese stupra una ragazza? No. Ma non ci si scandalizza. I due carabinieri che hanno avuto un rapporto con due studentesse americane, e mi limito a dire rapporto perché sto attento, perché ovviamente non conosco i fatti, certamente ognuno di noi può esprimere, sulla base delle notizie che sono emerse, può esprimere un'opinione. Certamente approfittare di due donne ubriache in divisa durante l'orario di lavoro, anche se la donna ti dice ci sto, capisci che quando hai ingerito una quantità di alcol così, come minimo sei un uomo di serie C o di serie D e sei un pessimo carabiniere. Però ovviamente non è straniero, non sono stranieri, la notizia è sparita dalle prime pagine dei giornali. Questo è fascismo, anche questa è una forma di fascismo, perché noi ovviamente anche in questo caso generiamo la paura, la alimentiamo, orientiamo i comportamenti dell'elettorato, dell'opinione pubblica. E sono venuto a dirvi questo, che sostanzialmente i nostri comportamenti, io non credo che le persone, che in Italia ci sia razzismo, nel senso che si nasca razzisti. Il problema è che molte persone hanno alimentato una paura tale che sono veramente convinti che gli immigrati portano le malattie, che gli immigrati sono tutti stupratori, che gli immigrati sono tutti ladri, perché nessuno gli spiega che comunque, ovviamente al di là di un fattore normale, che un numero di persone che arriva qui, ci sta anche che ci sia un numero di persone che commette dei reati. È normale, anche perché provengono da situazioni spesso abbastanza complicate, ma se noi cercassimo di capire un po' da dove provengono, di che religione sono, qual è la loro cultura, allora forse le cose sarebbero diverse. Qualche ora fa sono stati arrestati 5 militanti di Forza Nuova, quindi fascisti, a Roma. Sono stati arrestati perché di fatto hanno impedito a una famiglia di origine eritrea di entrare in una casa popolare a Roma. Sono stati arrestati per resistenza alle forze dell'ordine. Hanno avuto veramente in questo senso sono stati proprio dei fascisti nel senso autentico del termine, Umberto, proprio nel senso autentico del termine. Anche qui dobbiamo metterci d'accordo e capire un po' di cose. Forza Nuova e altri dovrebbero sapere, ma lo sanno probabilmente, che proprio gli eritrei sono vittime di una dittatura ferocissima nel loro paese, una dittatura che dura da oltre 20 anni, una dittatura terribile. I servizi segreti funzionano molto bene, i servizi segreti eritrei, per quello si è anche abbastanza cauti nell'intervistarli. Bisogna intervistarli, magari è più consigliabile intervistarli magari con un legale oppure con delle associazioni, perché funzionano anche qui, e sono proprio quella nazionalità, i cittadini stranieri che arrivano dall'Eritrea hanno diritto all'asilo, sono dei rifugiati e hanno diritto a tutto ciò che ne consegue dal punto di vista della legge. Impedire a un cittadino eritreo di entrare in una casa popolare
che gli è stata assegnata perché la legge, le convenzioni internazionali dicono che quella causa gli spetta, è un atto di fascismo. Ebbene, oggi le forze dell'ordine hanno arrestato questi 5 fascisti. Hanno fatto bene. Bisogna incominciare a impedire queste azioni da veri squadristi. E i fascisti con l'Eritrea hanno qualcosa a che fare, perché in quella terra noi nel 1935 ci siamo andati in Somalia, siamo andati in Eritrea, siamo andati in Etiopia, l'Africa orientale, l'Italia coloniale, e poi in Libia, e anche lì abbiamo fatto disastri, e se oggi paghiamo le conseguenze, anche a distanza di oltre 70 anni, di quelle politiche scellerate, ma noi italiani ci permettiamo di non accogliere gli eritrei che hanno diritto di essere accolti, quando noi 70 anni fa, 80 anni fa, di quella terra ne abbiamo fatto macello, e si ricordano ancora le grida delle donne stuprate dai soldati italiani, dai fascisti italiani. Ecco, per questo io sono qui, semplicemente per fare una denuncia, ma insomma per completare quello che ha detto Umberto, quello che ha detto giustamente Roberto, che è entrato poi nel dettaglio di alcuni aspetti, di stare attenti a ciò che scrivono i giornali, di stare attenti, perché in questo momento l'informazione è altrettanto pericolosa, è lo strumento in mano da parte della politica, ed è veramente molto pericolosa certa informazione, perché certa informazione inquina i cervelli, e se inquini i cervelli, inquini le anime degli uomini. Grazie Alessandro, e completiamo il giro dei relatori con Colette. Sì. Buonasera a tutti. Sarò brevissimo perché è già stato detto praticamente tutto. Io intanto, per presentarmi, dico che sono diversa perché sono immigrata. Non si direbbe. Non si direbbe, perché sono un miscuglio di culture e ne vado molto fiera. Io inizio con una testimonianza. Ho scritto 2 righe sulla mia storia perché penso sia molto importante testimoniare, soprattutto in questo contesto storico che viviamo nell'attualità. Quando sono nata a Lima nel 1988, in Perù c'erano dei conflitti tra lo Stato e gruppi terroristi. La politica e il governo non favorivano la pace nel paese, anzi le persone più deboli e povere ne pagavano le conseguenze. La mia famiglia non era così povera, avevamo fortunatamente una casa dove stare e il cibo non mancava. Tuttavia era uno dei barrios più pericolosi di Lima, dove la notte ogni tanto era necessario chiudersi in casa perché erano in atto delle guerriglie tra gang di diversi quartieri. In un contesto sociale come questo, mia madre, che non aveva potuto studiare, non avrebbe mai potuto garantirmi gli studi e una vita dignitosa, quindi decisi di partire per l'Italia. Dopo un primo momento tra Caritas e supporto dei connazionali già presenti in Italia, inizia da subito una lotta continua per riuscire a portarmi da lei, ma non riuscivo a ottenere il visto, il reddito non era sufficiente e non avevo un contratto regolare. Gli uffici a disposizione non erano tanti e quindi significava studiare la burocrazia e la legislazione italiana da soli, un compito quasi impossibile se consideriamo anche le difficoltà linguistiche. La disperazione era talmente tanta da decidere di procedere per vie illegali. Era il 1995 e insieme a 2 zie e un gruppo di 13 persone più una guida pagata, decidiamo di imbarcarci nel primo aereo verso l'Europa come gruppo turistico. Inizia un lungo viaggio tra freddo e boschi cupi nella notte, unici momenti in cui potevamo dirigerci verso le frontiere successive a piedi o dentro grandi camion. Prima o poi saremmo arrivati in Italia. Il sogno di riabbracciare familiari, di vivere una vita migliore e il benessere europeo terminò ben presto, quando dei gruppi militari ci trovarono a ridosso delle frontiere ungheresi.
rinchiusi in un centro di accoglienza che di accogliente aveva ben poco, era una caserma militare. Porte, finestre a sbarre, cibo schifoso, i militari con mitra ovunque, passavano i giorni. Un mese vissuto con altri profughi provenienti da altri paesi, volti sofferenti, volti sorridenti nei momenti di conforto, dove era necessario farsi forza l'uno con l'altro. La solidarietà crea un sentimento umano difficile da spiegare, ma talmente forte da colmare quel vuoto e quella paura di non sapere che fine farai. Ci rimandarono in Perù, sane e salve, e il mio processo di integrazione in Italia fu rimandato al 1997, quando finalmente mia madre ottenne il visto per portarmi via con lei. Mi sono laureata alla magistrale in relazioni internazionali quasi 2 anni fa, dopo un percorso migratorio di 20 anni, quando cresci e riscontri che il permesso di soggiorno ha più valore della persona che sei, o decidi di lottare per i tuoi diritti oppure continui a sentirti migrata in un paese che senti tuo. Grazie. Allora, io in realtà ho molta difficoltà ancora a raccontare la mia storia, però penso che sia utile per tutti vedere un viso bianco, occhi verdi, un italiano comprensibile e capire che un processo di integrazione va fatto, che un processo di integrazione è difficile da fare, che non è per niente semplice neanche arrivare in un territorio sconosciuto e iniziare da capo. È difficile il percorso che precede questa avventura ed è difficile, ancora più difficile probabilmente il percorso che succede, no? Il percorso che viene dopo. Allora, io vorrei dire che questi 20 anni di migrazione per me sono stati molto difficili, ma io mi sento molto fortunata perché ho avuto un'occasione e l'ho avuta qui in Sardegna da un popolo che è stato in grado di accogliermi fin da subito. Nonostante questo io rimango diversa perché la mia vita è legata profondamente a questo, che è un permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno può essere di diversi tipi, ce l'hanno anche i rifugiati che stanno arrivando, è un permesso di soggiorno in quel caso per protezione internazionale. Nel mio caso, essendo un'immigrata economica, inizialmente era per studio perché quando ho compiuto 18 anni ho deciso di continuare a studiare, anche questa è stata una scelta molto responsabile, molto pensata insieme a mia madre perché non tutti gli immigrati possono studiare. Perché per poter stare nel territorio italiano tu devi presentare un reddito per avere questo documento e il reddito, se non ce l'hai, diventa un problema. Quindi per fortuna ho seguito un percorso di studio, quindi ho dovuto rinnovare ogni anno il permesso di soggiorno, dopodiché tramite appunto per motivi familiari ho potuto avere quello per 2 anni. Dopodiché ho cambiato questo permesso di soggiorno per quello di lungo periodo, cioè quello che possiedo in questo momento, ma ancora non possiedo la cittadinanza. Per poter avere la cittadinanza devi avere 3 anni continuativi di reddito. Come faccio ad avere un reddito di 3 anni continuativi se ho finito di studiare 2 anni fa? Ovviamente io ho anche lavorato mentre studiavo e qualcosa, insomma, un po' di reddito ce l'avevo e quindi alla fine almeno ho potuto avere il permesso di lungo periodo che è di 5 anni, deve essere aggiornato ogni 5 anni per l'appunto. Allora, noi immigrati di seconda generazione, perché vengo definita in questo modo essendo arrivata a 9 anni, siamo più di 1,5 milioni tra ragazzi di seconda generazione e bambini che sono nati qui, perché anche loro sono immigrati se nati da genitori stranieri. Questo comporta sicuramente diversi problemi, significa avere meno diritti. Quindi, intanto io non posso votare, quindi mi è negato il diritto di voto. Lavoro, nonostante io abbia lavorato e studiato per 20 anni per l'appunto, non ho accesso ai concorsi pubblici
Per esempio, avrei voluto usufruire delle borse MAE durante i miei studi, ma non potevo non avendo la cittadinanza italiana. Ho usufruito di tutte le altre borse però. Non ho potuto vivere serenamente la mia quotidianità perché per esempio durante le scuole io mi ricordo qualche insegnante aveva difficoltà col mio essere immigrata, giustamente perché non era molto informata, e mi chiese di andare con lei in questura nel momento in cui si decise di partire per un viaggio scolastico a Barcellona. Quindi a 14 anni mi ritrovai con lei ad andare in questura, a sentirmi diversa, i miei compagni, "Oh, ma quindi parti, non parti, cosa devi fare?" Io boh, già parto, così sembra. Dalle piccole cose alle cose più tremende, perché in questura io invito tutti ad andare almeno una volta nella vita nell'ufficio immigrazione, perché è davvero dura, ti ritrovi con persone. Io sono fortunata, ripeto e lo ribadisco, perché appunto parlando anche di xenofobia, no? C'è questa paura del diverso. Per me non tanto perché appunto sono bianca, ma nei confronti delle persone di colore molto spesso non c'è un atteggiamento proprio propositivo e gentile. Quindi il servizio sanitario, quando ti scade il permesso di soggiorno, tu devi rinnovare sia il permesso di soggiorno ma anche il servizio sanitario, quindi sei scoperto finché non lo rinnovi e non ti metti insomma alla pari. La stessa cosa per la residenza. Io ho rischiato una volta di perdere 10 anni di residenza perché nessuno mi aveva detto di fare il passaggio in comune, per dire ho rinnovato il mio permesso di soggiorno. Quindi questa è sicuramente una carenza anche da parte delle istituzioni a dare poca informazione, e questo lo viviamo noi immigrati ma anche voi sardi, cittadini. Cos'altro? Io sono ovviamente a favore dello ius soli temperato, dello ius culturae. Come sapete, il sistema legislativo italiano in tema di migrazione si basa prevalentemente sul diritto di sangue, quando in realtà siamo tutti meticci. Questo già non si capisce. Comunque, lo ius culturae temperato, come saprete, prevede, non è uno ius soli puro, no? Ma è uno ius soli temperato proprio perché se un bambino nasce nel territorio italiano da almeno uno dei genitori che abbia il permesso di soggiorno nel lungo periodo, può ottenere la cittadinanza. Lo ius culturae è per invece ragazzi come me che sono arrivati qui a 9 anni e hanno seguito un percorso di studio e di integrazione. Quindi io non ci vedo niente di male all'approvazione di questa legge. Allora, ci sono tanti argomenti però contro lo ius soli temperato, che sono sicuramente xenofobi e purtroppo anche razzisti. Sono sempre più diffusi gli episodi di violenza. Da poco ho visto un'intervista purtroppo ad alcuni neofascisti, Casa Pound, insomma, ci si confrontava con... c'era questo ragazzo che parlava con questa ragazza romanaccia di colore però e le diceva: ma scusa, se io mi trovassi in difficoltà e ci fosse in atto una scena di violenza, tu mi difenderesti? E lui ha risposto tranquillamente: no, io non ti difendo perché tu non sei italiana. E questa, ma come, scusa, cioè io parlo la tua lingua, sono cresciuta qui. No, perché io se voglio vedere i neri li voglio vedere in Africa, non in Italia. Allora, queste scene, io mi sento toccata perché per me immigrazione è immigrazione a 360 gradi e tra l'altro parlo di diverso, ma in realtà io di diverso, nel diverso vedo solo una ricchezza. Penso che ci voglia una maggiore consapevolezza di tutti noi nell'affrontare questo argomento, ci voglia una maggiore informazione e interesse nei confronti di questo argomento, perché stiamo parlando di cittadini italiani
nascosti da politiche che vogliono andare avanti e da politiche che non vogliono dare certi diritti, e questo non mi sembra assolutamente giustificabile in alcun modo. L'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, già da alcuni anni si occupa di hate speech online attraverso l'osservatorio media internet, e ogni giorno vengono rivelati 7.000 hate speech online attraverso i social network. 7.000 al giorno. Questo vuol dire che anche i nostri giovani fanno parte probabilmente di questa massa, no? Che ha paura del diverso, che probabilmente non conosce certe normative, certe dinamiche, non si è mai interfacciato con un ragazzo che proviene dall'Africa, o anche solo con un ragazzo di seconda generazione come me, che gli potrebbe far capire, anche solo parlandoci, no? Che di diversità in realtà non ce n'è. È un'idea neofascista per cui l'identità italiana deve essere preservata e non contaminata, è quella che si sta diffondendo, paura dettata dall'ignoranza e dalla disinformazione, la paura del diverso che trova spazio nelle dinamiche attinenti anche alle ondate migratorie, come è stato già detto. Allora, secondo me sono visti come episodi emergenziali per il nostro paese, queste ondate migratorie. In realtà io penso che questa emergenza sia data in grandissima parte dall'incapacità del nostro Stato di offrire un'accoglienza strutturata e di prepararsi negli anni a situazioni del genere, perché queste situazioni non le stiamo vivendo adesso. Viviamo già da qualche anno, no? Gli albanesi, i cinesi, insomma, non siamo stati in grado di prepararci. Secondo me sta lì l'emergenza, non sta nel fatto che quei ragazzi stanno arrivando. C'è un'incapacità di base che non ci doveva essere. Allora, ora si preferisce sicuramente nascondersi dietro un dito e passare la palla bollente alla Libia, alimentando meccanismi pericolosi più di quanto si possa immaginare. Io cito Emma Bonino, che qualche giorno fa ha detto: garantire la cittadinanza a chi vive in Italia da anni o che nasce qui e garantire un'accoglienza diffusa e strutturata è indice di civiltà. Io sono pienamente d'accordo con lei. Io vorrei invitare tutti noi ad essere più civili e a pensare con una mente un po' più aperta, con un po' mettendoci nei panni degli altri. Un po' io ho imparato a farlo sia per la mia esperienza, ma anche durante alcune esperienze con i rifugiati, perché ho lavorato in un centro SPRAR. Per mia fortuna, perché quello è il tipo di accoglienza più strutturato. Ho avuto la testimonianza di tantissimi ragazzi che davvero scappano da guerra, scappano da violenza, ma anche se scappano, vanno via perché vogliono un futuro migliore. Chi sono io per giudicarli? L'ho fatto io stessa, quindi non ci vuole per forza la guerra per voler immigrare. Basta anche molto meno, e non siamo nessuno per giudicare queste persone, perché evidentemente il mondo sta cambiando e dobbiamo abituarci al cambiamento, cosa che ci riesce un po' difficile. L'essere umano è destinato a muoversi continuamente. Per concludere, a proposito di simbolo di civiltà, in questo momento collaboro a livello istituzionale per un progetto che riguarda i minori stranieri non accompagnati. L'articolo 11 in particolare della legge 47, che è entrata in vigore il 7 maggio, istituisce la figura del tutore volontario per i minori stranieri non accompagnati. Non so se qualcuno di voi ha visto il bando. Diciamo che è un progetto di cittadinanza attiva, quindi si chiede alla popolazione di partecipare attivamente a questo progetto, in modo che si possano colmare le problematiche per questi ragazzi. Si tratta di una rappresentanza legale,
ma soprattutto di una guida. Il tutore volontario viene formato da esperti nel campo per probabilmente 4 giorni saranno intensivi. Sarà formato nella prassi, quindi che cosa si fa in questura, che cosa vuol dire protezione internazionale, come si prendono le memorie di questi ragazzi, perché molti ragazzi devono raccontare la propria storia per poi poter ottenere la protezione internazionale, che cos'è un C3, insomma tutte dinamiche poi che andrete ad approfondire se diventerete tutori volontari. Io vi faccio vedere la locandina, è questa qui. Trovate tutte le informazioni nel sito www.garantinfanzia.org. C'è il bando anche per la Sardegna. Qui nella nostra isola abbiamo circa 800 ragazzi non accompagnati che sono all'interno di accoglienze non ad hoc, ovviamente. Purtroppo si stanno creando dei meccanismi di violenza, sono insieme ad adulti e niente, sono situazioni molto, molto pericolose. Quindi io concludo così e spero che aderiate a questo progetto. Grazie.